Bella raga, ciao a tutti dal commentone veneziano ragazzi, pole position al Gran Premio di Brno, un commentone perfetto, fioi, queste sono le mie gare, a parte la cagata del Sachsenring, ma in Catalogna, Assen, Sachsenring, Brno, Indianapolis sono le mie gare, non c'è nulla da fare, fioi. Cioè, qua il Cume è sentenza pura, non c'è niente da fare, vai. Seconda pole stagionale, seconda pole nella carriera di questo ragazzotto che viene dai canali dei ponti. Come sempre partenza di merda, ma qua pago comunque una moto non nei livelli dei migliori. E adesso qui andiamo a vincere. Andiamo a vincere per noi. Se lasciamo un po' davanti qua Oliva e Clark. E andiamocene via. Kent molto polemico dopo l'ultima gara in Indianapolis, il solito veneziano è la persona più scorretta del pianeta. Il Kuma ha risposto, Clark, tornate nel tuo pianeta di merda, te è la tua criptonita del cazzo. Io sono veneziano e nessuno può rompermi i maroni. Parole pesanti. Ecco, intanto, ciao. Brno è una gara stupenda, una gara che amo. Altra gara sentenza, Fei. Adesso ricominceranno, però i tempi del godimento stanno per finire, però perché dopo abbiamo una serie di gare, fiori, soprattutto Misano, che proprio non ci siamo. No, qua ho fatto veramente una scodata da paura. Poi insomma altre gare sfavorevoli, Aragon, Motegi sì e no, insomma è chiaro che è dura, però è bello sapere di avere le proprie garette dove puoi fare i risultati. Abbiamo un vantaggio di 1 secondo e 3. Un grande Cume, però non hai vinto niente, basta un errore e sei fuori. Comunque per essere la prima stagione i gondolari team stanno veramente godendo, sto team privato italiano sta dominando. Perché sposa, queste vittorie, queste pole. Cioè mandarini qua, devo prendere assolutamente fast lap di veneziano, ma io penso che se non ci sono cataclismi sarà hat-trick, secondo hat-trick comendiano, ossia giro veloce, vittoria e pole position. Molto bene, molto. In realtà stiamo perdendo, però ragazzi, Clark sta tornando. Però noi possiamo anche gestire la gara, insomma, nel senso, l'obiettivo è non fare, se non facciamo errori, la vittoria è nostra. Il Cume sta pitturando realmente la pista. Tantissimi tifosi e soprattutto tifose. Ragazzi, ricordo sempre il profilo Instagram, come si suol dire in inglese puro, Kumenda_veneziano. Là potete seguire la vita di veneziano al di fuori del canale, cioè è un veneziano anche in pose sexy e porno, molto bello, soprattutto se volete vomitare, il mio profilo è quello giusto. E niente, mi fa molto piacere perché ecco là riesco a postare foto molto più velocemente rispetto a magari altre piattaforme, che Twitter proprio non capisco, mi farà cagare Twitterone. Però là ecco, se volete vedere il comendone anche come è fatto e cosa fa quando non gioca, Comenda_veneziano. Dai figlio. Ah, Dio mio. Godiamoci questa Brno, Brno è una gara che ho quasi sempre vinto. Quasi sempre, finora toccando le balle, nessun ritiro, cosa che no, insomma non è proprio facilissima tra problemi meccanici e altro. Anche è vero che Moto 3 forse è un po' più raro, ecco. Super giro record del Vene. Anche se in realtà ha fatto un giro un tempo molto più basso in qualifica.
Il Cume è così. Quando parte non lo prende più nessuno. Guido Meda si sta esaltando, ragazzi. Anche gli autogol, parodie. Grandi gli autogol, ragazzi. Consiglio quel canale, anche se è chiaro che probabilmente tutti i miei iscritti sono già su quel canale perché sono dei fenomeni. Quello è un canale che merita essere seguito, perché là c'è Incidente per Lointan, dove c'è gente veramente che... Bella cazzuta, perché gli sbocci sono veramente eccezionali. Vai, Comendone, portiamola a casa. Gara proprio tranquilla. Classica gara cumendiana, quando è favorito il Cume difficilmente sbaglia. Adesso vedi, caduta al terzo posto. Tanto c'è Oliva secondo, ok, Oliva Scolana second place. Nell'inglese correggiuto. Siamo tutti un po' correggiuti. Kent, ragazzi, Kent è una macchina, se non è primo è secondo, veramente una roba che va al di là di ogni immaginazione, beyond the imagination. Veneziano sempre in testa e mancano pochi metri, poche curve separano Veneziano da un altro successo incredibile. Un Cume perfetto, un Cume sontuoso. Signori, questo è Veneziano, tutto il resto non è un cazzo. E il Cume c'è, e il Cume c'è, e il Cume c'è. Quarta vittoria, quarta vittoria. Buono, allora 199 punti, siamo a meno 59 primi possibile, però siamo in corsa per il podio mondiale, cioè, siamo stra in corsa. Certo che come mandarini qua, ma che squadra no? Buono. Guarda come vado su. Come va? Ah, posso adesso cambiare qualche guanto, c'è qualche guanto più decente. Buono, gara perfetta. La sua gara di oggi è stata semplicemente perfetta. Giustamente lui e la sua squadra si godono questi momenti che sono guardalo come si gasa. Duro lavoro. Raga, Silverstone, 16° posto in griglia. E vaffanculo. E niente, vabbè, ciao, chiaramente su Silverstone sotto diluvio. Qualificazioni non proprio esaltanti. Il numero comunque non cambia il colore perché c'è un motivo, perché non sarà sempre così la moto, visto che comunque il colore vuole tenerlo rosso del numero, non sarà sempre ecco così, quindi per cui va bene. Adesso però bando alle ciance e andiamo a vincere anche a Silverstone. Ecco, vorrei fare almeno qualche punto qua. A Silverstone, pietra argentata, non inglese proprio come indiana, attenzione, bruttissimo errore. Inizio spaventosamente brutto del culo. Come è partito veramente male Varaloi, va Vardi. Cioè l'ho il classico porco prestato al mondo delle moto. 18esimi, siamo molto indietro. Cioè sì, ecco sì, questa è una gara che ho vinto anche nella mia carriera. Però non è certo questo l'anno buono, con una moto così nelle gare dove sono diciamo così non posso fare molto a mio modestissimo parere. Locate. Da qualche punto lo voglio portare a casa, cazzo. Non esiste che non porti a casa punti. Mamma mia, come qua ha rischiato veramente l'inculata nordica proprio. È una nuova specialità, c'è la combinata nordica e l'inculata nordica, ve la consiglio su Eurosport. Dai. No, dai Ferrari, dai, fuori dai coglioni, questo non è il tuo sport, vai a fare la Formula 1. Mamma mia, sti qua vogliono fare la moto e sono la Formula 1, dai. No, ste robe, Cume, qua meritava andare fuori, e poi fa ste stronzate, cioè svegliati, Cristo. No, c'è l'uomo sempre bagnato, fiori. Wetman. No, curva presa veramente più larga della patata di una pornodiva, dai. Mamma mia, oh che sporco, che schifo, fiori. Che schifo,
Bruttissima caduta, orrenda, orrendissima proprio. Caduta bruttissima per veneziano. Ancora, no, c'è. Se io ho conquistato il pacchetto dati così. Non ho parole, Fio, non ho parole. Potevo prendere qualche punto. E invece il Baratrus. La moto anche presa non benissimo. Vabbè, ciao. Calma, come, calma, calma, calma. No, ragazzi, con cadute così però dobbiamo renderlo reale. Gioco con 2 cadute così, non puoi continuare la gara. Sì, arriva il primo ritiro. Il Cume parcheggia la sua moto. Caduta orribile, per fortuna niente di grave. Andiamo dal commissario. Ciao. Ciao commissario. Ciao Cumi. Guarda che faccia da culo, guardate, guardate. Il Cumi si ritira e parla col commissario. Fiori, doveva arrivare il primo ritiro, è arrivato. Sapete che io voglio fare le cose per bene. Con 2 cadute così la moto non può rimanere, non può essere, non può andare avanti. Quindi arriva il ritiro, ragazzi. È arrivato il primo ritiro per veneziano. Tra breve la regia ci porterà al parco chiuso. La classifica ci vede sempre al quinto posto, ma adesso l'obiettivo terzo posto è molto più lontano. Purtroppo una caduta orribile ha distrutto la moto ed è andata. E vabbè, questo è il gioco. Ogni tanto vinci, ogni tanto perdi. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!